pomeriggio, amici e amiche amanti del calcio giovanile di Palermo. Oggi 7 gennaio si ritorna in campo dopo le feste per commentare questo campionato, il campionato degli allievi regionali Under 17 Girone B, ad affrontarsi Fincantieri e Panormus. Ottimo qui la sovrapposizione da parte di Caruso, poi riesce a passare Porcelli ancora per Caruso che può attaccare la porta. Caruso controlla, serve il compagno Gaglione ancora, palla al centro, viene murato da Viviano che fa un'ottima chiusura, poi palla che viene ribattuta con Presti, diciamo quella blocca, sbaglia il passaggio. Lancio in avanti, vede l'inserimento, poi Presti, Giacomo cicca la palla, porta vuota, non sbaglia, la sblocca la Panormus. Andrea Caruso fa benissimo a crederci e porta in vantaggio i suoi compagni 1-0, minuto 27 di gioco. Catanzaro, adesso la partita si fa molto più bella. Sentiamo invece le urla da parte di Stassi, un vero leader. Poi palla al centro, la tocca, scurato, rimorchio il compagno. Caruso si gira, grande il lavoro del giocatore. Poi il sinistro, ci ha provato. Esce veramente di poco la conclusione di Simone Gaglione. Palla lunga, colpo di testa di Caruso, poi Porcelli in anticipo, può guardare la porta, vede invece l'inserimento del compagno, può cercare i compagni, invece prova la porta Caruso. E qui c'è anche lo staff della Panormus non proprio d'accordo. Allarga il gioco verso Monastero, può calciare, vediamo, c'è D'Alessandro, rientra sul destro, grande giocata, Monastero, vedi i compagni, poi va a rientrare, calcia, la parata poi perfetta di Presti, gioco questa volta si rifà dopo il gol precedente, piccoli interventi, poi il controllo, Caruso, attacca la porta, poi va a rientrare, entra molto bene Caruso, poi Vermiglio, 2 volte ancora Caruso, col sinistro, e la mette lontano. Laimo apre benissimo verso Porcelli che con l'esterno tocca verso il compagno. Caruso ancora una volta col tacco per Porcelli che può cercare la porta. Porcelli! E palla che termina fuori di pochissimo. Ancora una volta una grande azione della Panormus. Sarà calcio di punizione, nel frattempo Catanzaro si avvicina nuovamente verso la palla, ma Tantillo ha una rincorsa interessante. Va Tantillo! E la palla che termina fuori veramente di pochissimo. Stava quasi per prendere la porta, l'avevamo detto. Leonardo la controlla, il calcio un po' difettoso, palla comunque di ritorno. Poi Cilio, D'Alessandro, palla verso Scurato che cerca i compagni al centro. Aveva anche beccato l'inserimento giusto da parte di Cilio che trova il pallone, non trova la porta. Finicano, tutti in avanti, con la testa Leonardo, poi a conclusione col destro di Caruso, ancora una volta sempre molto puntuale ad arrivare su questi palloni sporchi.